so dirti il perché, io non ti sento per me, quando di in cuore forse son passo di te. Ti perderò, mi dice il cuore, e perderò con te l'amore. Ben, esordito esattamente con il maestro Angelini nel 1931. Il primo successo, potrei dire i miei primi successi, perché allora, come oggi del resto, erano tutte belle le canzoni. Io passavo, non so, dal valzer viennese allo slow, al tango argentino. Io ho cominciato a cantare con il cosiddetto megafono, sai, c'era il microfono della EIAR, che anzi mi ricordo che la mia prima annunciatrice è stata la Boncompagni. Mi ricordo che un mio amico mi fece regalo, un regalo molto, c'era un megafono, penso, un megafono con tutte le lampadine attorno, con la pila, ma tu ti figuri oggi che si va sulla Luna, non so, le macchine avevano 300 più all'ora, io col megafono, con la pila, tutto illuminato, cantavo, da morire, non so, oggi farebbe ridere.
mazurka di Carolina, tu non sei quello che si combina, ti fa girare, ti fa provare, quel tale petto che fa l'aspirina, stringendo quello che non ha finto, ti perdi come in un labirinto, su un piede poi ti schiererà, si fa vedere le stelle là di là, col suo dondolamento che portento sembra un monumento, ad ogni dolce mossa dà una scossa che ti fa saltare, con la mazurka di Carolina, tu non sei quello che si combina, si va di qua, si va di là, e a gambell'aria poi si finirà. Perché non so, chissà perché io poi cantavo, sai, con questa voce, dicono, di zucchero, velutata, non so come, ma ad ogni modo non ho mai avuto un gran volume di voce, però esprimevo quello che dicevo, quello che cantavo e sentivo le canzoni. Nella sala di incisione c'era un microfono solo con magari 20 esecutori, perciò io cantavo il ritornello o la canzone, è vero? E come un essere umano sbagliavo, stonavo, sbagliavo la parola e dall'altra parte della regia mi dicevano belli lì, attento che ci sono ancora 2 cere, perciò e non più. Qui non più, perciò bisogna rimandare l'incisione, perché c'era questo microfono che anzi mi ricordo sempre che c'era su una calza di seta per eliminare quel T, sai, è vero, che sparava dentro, è vero? E io davanti al microfono sentivo già la tromba che doveva riprendere il ritornello che mi spingeva, capisci? Allora io dovevo stare attento, mi spingeva, magari urtavo un leggio da capo, signori da capo, guardate che la cera, c'è l'ultima cera, allora eravamo tutti in apprensione, capisci? Allora io cantavo già con quel timore, capisci? E magari invece di dir tamo dicevo toma, allora da capo al segno. Insomma, ti dico una cosa, poi vedevi anche il maestro Angelini tutto seccato, Vittorio, mi raccomando, non mi sbagli stavolta qui perché allora ci davamo del lei, non mi sbagli, mi raccomando, e io, una fifa, capisci? È una cosa che oggigiorno non si potrebbe concepire, un microfono per ognuno, per la sezione, piste, 16 piste, 32, 44, io non so quante piste ci sono, è vero, sbagli, tagli, no, andiamo avanti. Cosa ti dirò? Non so, ma portato dal cuore questa notte verrò. Tu m'aspetti
lo so, un bel sogno d'oro mi farò per rubarti il cuore questa notte verrò. Non è che parli per invidia o per gelosia, oramai sono un Matusa, ma stramatusa. Le canzoni d'oggi, sì, vanno, ma a me personalmente qualcuna mi piace e qualcuna no. Quella maniera gutturale, rauca, non so, aggressiva, non so, sarà moderno, io mi tolgo tanto di cappello, tanto più che fanno un sacco di soldi quando uno la imbrocca. Io ho cominciato a cantare alla Sala Gai e prendevo 5 lire al giorno. 5 lire! 5 lire. Poi è subentrata una casa editrice, dato che cantavo 3-4 volte al giorno per radio, che mi ha aiutato, diciamo proprio la parola aiutato, con altre 5 lire. Perciò io guadagnavo 10 lire al giorno. Dico 10 lire.